Diciamo che dobbiamo puntare sui talenti giovani e dobbiamo riscoprire le opere che sono nate in questo territorio quando questo territorio era la New York del mondo. Questo è quello che dobbiamo fare, altrimenti cosa ci mettiamo a fare? La concorrenza contrariata al grande teatro veneziano? Mi sembra una sciocchezza. Guarda già le prossime stagioni, ben oltre il Covid, Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, per il quale Treviso nel futuro prossimo dovrà necessariamente differenziarsi nella proposta cartellonistica, un vero e proprio guanto della sfida a istituzioni, fondazioni e attori della cultura del territorio, ma anche allo stesso pubblico. Se uno continua a dire la raffinata aspettativa della città di Treviso, beh allora facciamola davvero raffinata, è inutile raccogliere paccottiglie da tutte le parti e spacciarle per raffinate, facciamo davvero i raffinati. In attesa di quella che sembra una rivoluzione, è stato svelato il cartellone della stagione da qui a giugno con l'obiettivo di superare al meglio la pandemia. Muniti di mascherine FFP2 si riparte di nuovo al Mario del Monaco e lo si fa all'insegna della musica. Partiamo perché poi chiaramente per la seconda parte dell'anno ci saranno nuovi appuntamenti con 4 concerti di altissimo livello internazionale e 2 opere, La Vedova Allegra che sarà bellissimo ma anche uno spettacolo pensato per le famiglie e i più piccoli. Questo perché sempre di più abbiamo attenzione per tutti i pubblici a teatro da grandi piccini. Il clou dal 6 all'11 giugno per un'importante edizione del Toti dal Monte. Sarà il 50° anniversario, quindi ci saranno un sacco di novità e festeggeremo insieme a tutta la città questo premio straordinario. Fiducia alla parola d'ordine, i numeri pur tra mille incertezze stanno dalla parte del teatro. Nonostante le difficoltà del Covid, appena siamo tornati a piena capienza, tutti i concerti sono stati praticamente sold out e questi i miei complimenti vanno alla direzione artistica, quindi al maestro Canazza che ha saputo chiamare dei nomi internazionali così importanti, ma anche un ringraziamento al pubblico trevigiano e un appello anche a stare vicini, a venire a teatro